Buondì, il mio nome è Nelson Trua, sono il dirigente medico dei presidi Tolmezzo e Gemona del Friuli. Il progetto Alias è un progetto di telemedicina che coinvolge la S3 Alto Friuli. Alias è l'acronimo di Alpine Hospital for Networking for Improved Access to Telemedicine Services. È un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo Regionale di Sviluppo che coinvolge i territori alpini di 6 paesi europei per sperimentare un nuovo modello di cooperazione tra ospedali. Sono coinvolte 6 territori e 8 presidi ospedalieri. Il progetto ha preso avvio nel 2009, ha durata triennale e a ottobre del 2012 avrà termine. Gli 8 ospedali facenti parte della rete virtuale del progetto sono distribuiti in 6 nazioni e sono il Centro Ospedaliero Universitario di Grenoble in Francia, l'Ospedale Universitario di Ginevra in Svizzera, l'Ospedale di Garmisch-Partenkirchen in Germania, l'Ospedale Regionale di Villach in Austria, gli ospedali di Isola e di Golnik in Slovenia, l'Azienda Ospedaliera di Varese in Lombardia e, in ultimo, i presidi ospedalieri di Tolmezzo e Gemona del Friuli. In questi 2 anni l'ospedale di Tolmezzo e nell'ospedale di Genova sono stati sviluppati i sistemi applicativi finalizzati alla condivisione dei dati e che consentono l'elaborazione e lo sviluppo di questo progetto all'interno di 4 unità: otorino, ostetricia, ginecologia e ortopedia ed endoscopia. Il processo è previsto che venga sviluppato e applicato in futuro a tutte le unità operative. Il complesso sistema informativo che consente di raggiungere i fini del progetto è stato elaborato da INSIEL e si concretizza nello scambio di dati sanitari, nel cosiddetto data sharing, e nella possibilità di effettuare dei second opinion, dei teleconsulting all'interno di tutte le strutture che partecipano. Il progetto così consente di agevolare i pazienti che abitano all'interno delle aree interessate dal progetto e di agevolarli all'interno delle specialità e dei presidi che partecipano a questo progetto, che complessivamente comprende un territorio il cui bacino di utenza è di 80 milioni di persone.